Ancora cavalli di 3 anni al via, questa volta sulla distanza del miglio. Sono 10 dietro le ali dell'autostart, 1 Mystic River, 2 Genesi dei Venti, 3 Galaxy Horse, 4 Gatorade Font, 5 Goblin Fee, 6 Gowan Laumar. Seconda linea 7 Eraines, 8 Greta Cup, 9 Java dei Greppi, 10 Jenny Francis. Favori per Gatorade Font che ha un'incertezza però, rimane piuttosto indietro, regala una cinquantina di metri. E così in partenza è Goblin Fee che si avvantaggia nei confronti di Genesi dei Venti e Galaxy Horse che rimane per il momento all'esterno. Parte bene dalla seconda linea invece Jenny Francis che lascia accodare l'allievo di Paolo Leone, Galaxy Horse, rimane all'esterno, ma intanto Goblin sta andando via a buona andatura, 15,1 i primi 200 e prende 3 lunghezze abbondanti a Genesi dei Venti. Completamento dei 400, vediamo il ragguaglio 37, continua ad andare via abbastanza spedito l'allievo di Lorenzo Baldi, mentre all'esterno c'è Jenny Francis che cerca di avanzare e avvicina Genesi dei Venti dopo 550 metri di gara, se ne vanno i primi 600 in 46,8 e così. Al passaggio è sempre Goblin Fee a fare l'andatura, in seconda posizione rimane Genesi dei Venti, all'esterno Jenny Francis, mentre in terza ruota cerca di rinvenire Gatorade Font. Gatorade Font prova a seguirlo anche Eraines. Goblin Fee ha completato intanto in 1,2 gli 800 iniziali. All'esterno è sempre Jenny Francis che ora copre interamente Genesi dei Venti, mentre sbaglia Gatorade Numero Font. 4 Gatorade Font squalificato. Chilometro se n'era andato in 1,17,2. A questo punto Jenny Francis prende sotto tiro Goblin Fee, 400 alla conclusione con Numero 8 Goblin Greta attaccato da Cup, Jenny Francis che insiste nella sua offensiva. A 300 dalla conclusione appariglia e tende a sopravanzare Goblin Fee che prova ancora generosamente la difesa. Tanto c'è l'errore di numero Genesi 2 dei Venti e così in arrivo dei Venti tenta la difesa Goblin Fee, ma Jenny Francis nel finale passa agevolmente, mentre Java dei Greppi finisce bene al terzo posto, avvicinando nel finale Goblin Fee. 1,16,4, notevole prestazione di Jenny Francis, tutta strada scoperta all'esterno. L'allieva di Roberto Vecchione del team Holger Elert vince comunque molto molto bene per conto del signor Raffaele Sepe. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Jenny Francis, Goblin Fee, Java dei Greppi.